Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è un giorno molto importante per me. Mi trovo con la squadra, la Sardegna Sotterranea di Cagliari. Vedete, qui siamo al piazza d'Armi, dove c'è la grotta di Sustidio, che sarebbe tutto qui dentro. Qui la gente dove si sta iscrivendo, si sta compilando per entrare dentro per fare la partecipazione, e io dopo dovrei scendere insieme con loro alla fine per visitare di nuovo, che sarebbe la grotta di Piazza d'Armi. Fra poco entro e vediamo un poco che cosa potrò far vedere anche oggi. Allora mi sono già messo il caschetto e fra poco dovrei scendere, quindi mi daranno loro il via quando posso scendere giù, ok ragazzi? E quindi non dovrò parlare molto ragazzi, perché sto facendo una collaborazione e quindi non potrò filmare così tanto, va bene? Però cercherò di filmare qualcosa. Allora ragazzi, mi hanno fatto un'intervista, in mezzo a tutti questi speleologi e anche delle persone che stanno partecipando. Non so cosa vi abbia già detto Dario, comunque spero ci raggiunga presto. Nulla. Non abbiamo consigli. Ah, ok. Allora, benvenuti nella grotta conosciuta del Sustidio, cioè della goccia, perché in passato qua era un ambiente quasi completamente colmondato. Guardate quei segni lì sulla parete, l'acqua arrivava fino a lì. Negli anni 80 i primi speleologi che sono entrati qua dentro si sono dovuti immergere con le bombole oppure diciamo esplorare con dei cannoni fino ad arrivare in quegli ambienti là. Ci troviamo in un luogo molto antico, una cava che viene fatta risalire convenzionalmente al periodo punico. Dario, ci sei? Sì. Ok. Al periodo punico, poi probabilmente sta buttata anche in ambito romano come cava. Ok. Potete notare anche i segni sulle pareti, per esempio in fondo quelle parti squadrate, ce ne sono lì, ce ne sono qui, ma anche poi più giù, speravo un giorno che vi potremo portare anche più a visitare quegli ambienti.
un luogo che è stato usato per cavare la roccia per costruire la cagliarisso. Dario. Ok. Quindi dicevo è stato usato come cava non solo per prendere la roccia ma poi anche come deposito d'acqua. È molto difficile ricostruire la storia di questo posto perché non sono mai stati fatti studi archeologici esaurienti, quindi cosa vi posso dire? Quello che sappiamo è che per esempio innanzitutto era una grotta che era aperta verso quel lato lì, quindi aveva una grossa apertura che dava verso la piazza d'Armi. La piazza d'Armi non aveva questo aspetto, stiamo parlando del 1700-1800. Era la cima di una collina con due grossi cucuzzoli che il Kuja definisce due menhir naturali, che venivano chiamati mirrionis, ed erano ciò che era stato risparmiato proprio dall'attività di cava. Quindi di cavità come questa, come quella della frana che sta sull'altro lato della piazza. Quindi questa grotta è stata poi usata come deposito da una fabbrica di birre, la Ferrero Barisonzo, che si trovava esattamente adiacente alla chiesa di San Lorenzo, che sta qua sul Colle di Buoncamino. Stava qua sul Colle di Buoncamino, non abbiamo trovato tracce di questa fabbrica, ed esattamente quell'ambiente lì, se un giorno ci andate vedete che è un ambiente lastricato con dei mattoni fabbricati in Toscana, lo sappiamo perché c'è scritto, dei mattoni che sono saltati per via dell'acqua, ed aveva un sistema dotato anche di canalette per far scorrere l'acqua verso quell'altro ambiente lì, o comunque per far defluire l'acqua, ed è dotato anche poi di un pozzo verso quel lato là, per quale si dice che venissero calate le birre in questo posto, in quel deposito, con un argano. Ne parla il Kujal, sempre lui. Altre cose che sappiamo di questo posto è che è stato usato come deposito di munizioni che servivano poi per la batteria contraerea che si trovava sul Colle di Buoncamino. È stato poi riadattato come rifugio di guerra, quindi c'è stato un periodo in cui, i primi del Novecento se non ricordo male, è stata costruita la strada di via San Vincenzo, quindi la grotta è stata chiusa con il muro che avete visto fuori, e questo luogo è stato adibito a rifugio di guerra. E ci sono anche dei segni su quella parete là. Ma l'ingresso era sempre quello? L'ingresso era qua, cioè da quella porticina. Poi l'aspetto era diverso perché questo muro ancora non era stato costruito. Ma quindi era più facile l'accesso? Sì. Dicevo, lo sappiamo perché sono stati anche, a parte i racconti che sono stati fatti, ma ci sono anche dei segni di scritte di persone che sono passate da qui, hanno scritto i loro nomi, l'anno di nascita in quella parete soprattutto. Successivamente nel secondo dopoguerra è stato costruito questo muro per rinforzare la strada. Comunque è un'area soggetta a crolli questa, abbiamo notizie sin dagli anni 60 di gravi crolli dovuti alle cavità che sono presenti in Piazza d'Armi, Viale Merello. Dopo che è stato costruito questo muro si perde un po' il filo con la storia di questo posto, che viene riscoperto appunto negli anni 80, in particolare da uno speleologo, Antonello Floris, che è stato il primo a esplorarlo, e appunto l'ha trovato pieno d'acqua fino a quel livello lì. E quest'acqua da dove proveniva? In gran parte proveniva da perdite della rete idrica. Tant'è che cosa è successo? C'era questa grotta, c'era la grotta della Frana, pure quella era allagata, sempre per via di queste perdite, perché è stata analizzata e hanno trovato tracce di cloro. Okay. E quando le società che si occupavano dell'acqua, della distribuzione dell'acqua in quel periodo hanno riparato le perdite, l'acqua è decorsa velocemente. La grotta della Frana si è completamente prosciugata. Quest'acqua invece presenta ancora dell'acqua in quell'ambiente lì, ma non è più l'acqua della rete idrica, è l'acqua di una falda che è qui presente e che in passato, ben prima che del rifugio di guerra, della fabbrica di birra,
veniva usata anche come cisterna per l'approvvigionamento dell'acqua in città. Eccomi qua, allora ragazzi, abbiamo già fatto una piccola ripresa, perché sono piccole riprese ragazzi, non posso fare di più perché quando sono chiamato non posso fare tutto a modo mio, devo anche vedere la situazione, le cose che mi fanno fare. Adesso mi hanno detto di dirigermi di nuovo al pozzo di San Pancrazio. Adesso siamo arrivati più. Ecco la torre. Ok, siamo arrivati adesso qui al pozzo di San Pancrazio. Adesso dovrei aspettare Marcello Polastri per sapere che cosa dovrei fare appena arriva, perché io ho portato anche il caschetto perché ho fatto una piccola ripresa quindi lì a Sostiglio, alla grotta di Sostiglio, e il pozzo sarebbe qua dentro sotto su questo prato. C'è anche la bancarella dove la gente si deve compilare il modulo per entrare, e qui siamo alla torre di San Pancrazio. Poco a poco, adesso aspetto il maestro, vediamo poco a poco che cosa mi dirà di fare, poco a poco. Comunque dacci una fra poco. Possono scendere? No. Sì, prego. Sì, più volte fa la guarda con qualche pesce. Io una volta però giusto per fa sempre piacere vedere. Sì. Da Porta Cristina siamo proprio a destra. Stanno già salendo. Sì, stanno salendo. Ehi, dove stai? Sono saliti come questo è l'accesso. Sì, lei era la quarta. È la terza, quella è la quarta. Ma ci penso vediamo che là. saranno saliti dopo questo qui. Allora, aspetta qua. Ok, ci siamo abbracci. Stanno salendo. Di rotonda scavata in roccia. Gli animali da soma, quindi somari, asini, quindi, o potremmo anche dire in particolar modo buoi, perché di quello abbiamo sentito parlare, azionavano la noria, che è una ruota legata con una sorta di cinghia con altre corde ad una ruota nel fondo del pozzo, ad oltre 100 metri di profondità. Questa ruota portava in superficie dei vasi che una volta all'interno del pozzo svuotavano l'acqua lungo una canaletta, in posizionamento con un sarcofago che vedrete quando scenderete, che però era stato adibito ad abbeveratoio per gli animali. Tutta questa storia nel sottosuolo va a finire nel 1800, anzi negli anni 20. Come? Sì, Marcè, adesso come sale lui.
La certezza è che sia stato usato dai pisani e che sia stato molto implementato dai pisani. Vedrete che quando vi faccio vedere il pozzo ci sono stati dei lavori, ok? Per cui il pozzo ha anche variato nel suo orientamento. Però per un pozzo che ha funzionato per 800 anni noi dobbiamo immaginarci. Oltretutto immaginate che tutte le strutture idrauliche avendo a che fare con l'acqua, soprattutto anche i meccanismi in legno, qui pescando da così in basso avevano bisogno di un meccanismo simile a un mulino, che si chiamavano norie, delle ruote in legno che consentivano il pescaggio. Azionate da cavalli, non da uomini, quindi lo sforzo era particolare. Immaginatevi che l'acqua in legno, deteriorarsi, dovevi sostituire tutto, era molto costoso. Vi dico anche un altro particolare, qui si usavano funi per pescare in canapa, però la canapa diciamo che a forza di immergerla e tirarla fuori marcisce e rilascia delle cose nell'acqua, falsa il sapore dell'acqua. Oltretutto questo pozzo, prendendo direttamente dalla falda a livello del mare, stiamo andando giù molto, immaginate che la torre di San Pancrazio è il punto più alto di Cagliari in assoluto. Quella stanzino che si vede sopra la torre, la Marmora ha fatto i rilevamenti topografici per le mappe di Cagliari, quindi è il punto più alto in assoluto di Cagliari. Allora da lì noi andiamo a livello del mare, quindi andiamo giù molto profondamente. E poi hanno provato dopo le corde in canapa, come vi ho detto, delle strutture metalliche. Il metallo sembrava molto buono all'inizio, però poi costi di manutenzione, peso e in effetti arrugginiva, si è ritornati alla canapa, anche se dava questo sapore, però l'acqua era già salmastra, diciamo che questa è un'acqua molto calcarea e molto salmastra, però usata per fini domestici, molto importante, è usata per molto tempo. Venite con me, quando andiamo al posto, attenzione, va giù molto, è una meraviglia, però non sporgetevi troppo, soprattutto con i cellulari, state attenti perché se vi cade non ve ne becchiamo più. Guardate che meraviglia questo posto. E immaginate che è stato scavato quando l'illuminazione non era come noi elettrica, ma era con le torce. Sì, lì c'era, dove sei inquadrato c'era tutto il meccanismo di pescaggio. Come vedi, immaginati una ruota azionata dai cavalli che più o meno stava su quello e andava a pescare l'acqua direttamente giù. Guarda giù, poi se puoi fare un'inquadratura ti impressionerai di quanto fa. Sì, se la conosco già. Ah, ok. Tanto il filmato ve lo faccio vedere lo stesso. È un posto meraviglioso. Tanto c'è la torcia. E poi immaginate che ha dato acqua alla città. Esigente, sì. Ovviamente la piazza non era ancora lastricata. Prendere acqua faceva cadere acqua, fanghiglia. E poi i cavalli purtroppo hanno delle deiezioni. Non possiamo farci niente. Quindi d'estate, insomma, ok. La storia delle 5 fontane. Sì, faremo un percorso delle acque di Cagliari, noi abbiamo un percorso per le acque di tutta Cagliari. Per noi iniziamo con le acque di Castello, poi faremo le acque di Stampace, perché Stampace, anche a Milano e anche alla Marina c'è ovviamente approvvigionamenti idrici, cioè la città doveva vivere. Non so se ve l'ho detto perché ormai lo sto ripetendo tante volte. Ricordatevi una cosa, per morire di fame ci vogliono 7 giorni, ma per morire di sete. Quindi l'acqua è oro, è fondamentale. È sempre stata gli islamici. Prego. Quanti speleologi hanno tentato di scendere giù? Guarda, io penso che gli inizi siano intorno agli anni 80. Ok, quando l'hanno pulito bene, perché allora, dopo il 1867, che l'ultimo fontaniere ha lavorato qui, la fontana è stata abbandonata. Ora io non so cosa sia successo in quegli anni fino al 1980, perché se non sbaglio questa è stata riaperta da relativamente poco. Prima era abbandonata, cioè il comune l'aveva presto chiusa. Non so questa apertura moderna chi l'abbia fatta, ti so dire solo che questa fontana ha avuto un fontaniere, i cavalli e quindi tutto che funzionava fino a buona metà del 1860. Okay. Da lì in poi dovremmo fare un bel po' di lavoro. Io cerco anche nell'archivio di Stato, al Giro Civile, ma è un po' un casino delle informazioni su quello che è successo. Prima dell'unità Italia è un casino. Sì. Approvvigionarsi d'acqua e poi distribuire l'acqua dentro la capacità. Come scendono le persone. Comunque nell'Ottocento il progetto
questi gradini, quasi arrivati. Scendere per sole dalle scale per vedere il pozzo di Santa Grazia. Si trova in fondo là, in quella direzione. 2, 1.